un'altra cosa importante, che la caccia, le regole sulla caccia vengono spesso violate in maniera non sporadica, anche altre regole, ma vengono le sanzioni dell'Unione Europea e le regole che ci sono. Paese, l'unico ad avere sanzioni penali. Io sto zitto quando parli tu, dai, una cosa del genere. lo dico perché lo so, guarda, qui è pieno di sentenze della Commissione Europea. Il Veneto sia in procedura di infrazione da 5 anni. Ti faccio un esempio. L'Italia ha 257 procedure di infrazione di cambio ambientale, 257 e sulla caccia, e molte di queste quando c'era il Cecaraio al governo, 257. Tutto quello che vuoi. Sulla caccia vabbè, tu sei un dirigente nazionale di un partito e sei anche un esponente prestigioso di un'associazione di cacciatori, sì o no? Che ha la sua base il Veneto. Tu stai appoggiando una politica del Veneto che porta il Veneto ad essere in infrazione con la comunità europea da 5 anni. Non è vero.